Radio In. La voce della tua città. Ed eccoci qui, buongiorno, diamo il buongiorno al nostro ospite, Gianluca Matarrese. Buongiorno. E dove ci troviamo? Buongiorno. Siamo all'aeroporto di Roma, come vedete, e mi accompagnerete all'imbarco per arrivare a Palermo. Siamo ben contenti. Ciao contenti. Gianluca, evviva, finalmente. Ciao, Ci eccoci. conosciamo, sei molto atteso, ovviamente da stasera al Queer e poi domani dagli studenti del centro sperimentale. Siamo davvero molto contenti che tu possa presentare il tuo lavoro e grazie per questo collegamento anche live. Ma volevamo stare sul pezzo, Gianluca, quindi è un po' il taglio che noi dedichiamo ad Open Day Cinema. Sei tranquillo col volo, giusto? Sì, sono Non proprio rischi. ora all'imbarco, dovrò dare il passaporto fra un secondo, ma io sono con voi. Sì, perché devi sapere, Monia, che Gianluca si è trasferito Giovanissimo, nel tra 2002 l'altro. a Parigi, ha completato gli studi di cinema e teatro, si è laureato all'Università di Torino, ma le sue radici affondano nel sud perché il papà Certo, pugliese e la mamma carmelina calabrese, certo. e che ahimè tanti anni fa, come tanti meridionali, sono dovuti emigrare in cerca di lavoro a Torino. Loro lavoravano alla Fiat, Gianluca. Ho studiato Esattamente, bene. sono conosciuti, sì, poi sono conosciuti in una succursale della Fiat a Torino negli anni 70, all'Altissimo, dove facevano fanali, e poi hanno creato un'azienda di scarpe e borse che è il tema del mio primo film, Fuori tutto, che appunto racconta la Nel crisi finanziaria di questa 2019. azienda. Sì, un attimo che passo solo la carta d'imbarco perché siete No, vai proprio in diretta. tranquillo, ne parlo io. Questo film, Monia, Che si chiama ha Jen. filmato per 6 Ah, anni. No, aspetta, ah adesso no, prima l'altro. parliamo. Ok, Questo ok. Fuori tutto, dove lui racconta la storia della sua famiglia e per 6 anni ha documentato un po' dal 2012 al 2018 come i suoi genitori hanno creato appunto questa azienda di scarpe e borse. Quindi da operai della Fiat loro Produttori, Esatto. imprenditori. diventano imprenditori. Eccoti Gianluca, quindi Eccoci. Sì, sì, è come piace nel mio cinema, raccontando il microcosmo, in questo caso ecco. quello della mia famiglia, la crisi familiare, racconto poi il macro, in questo caso la crisi economica del 2008 in poi in Italia. Fantastico. Sei attesissimo stasera per l'anteprima del Queer, dove presenterai appunto il tuo film, Jen. Monia. Sì, diamo a te la parola Ci ha colpito molto questa storia che hai ambientato mi è al spiazzato Niguarda. perché stavo ascoltando. Volevi correre Sì, sul film. No, volevo sì, Vai Gianluca, adesso poi sì, sapere ti qualcosa prego. in allora, più. beh, questo film è nato da un'idea di una cara amica che è una professoressa dell'Università John Cabot University di Roma, lei è antropologa e stava scrivendo un libro che tuttora sta finalizzando sulla storia sociale e l'economia politica dell'ormone, il processo di fertilità in vitro e il trattamento di gender affirmation. Quindi Sì. cercava un luogo in cui fare questo studio, questa analisi, questa osservazione, Gianluca, conoscendo il mio perdono se ti cinema in interrompo. Aspetta un modo... attimo Gianluca. Sì, Facciamo così, andiamo in FM perché così lo facciamo ascoltare anche ai nostri radioascoltatori. ok. Attenta con Negramaro, abbiamo già in collegamento Gianluca Matarrese, siamo sicuri che sta partendo intanto, che sta prendendo il volo e che il volo Brava. prenda veramente per questo film che già stava iniziando a raccontare. Ecco, Sì. c'è questo scambio di vite, più che altro c'è una storia quotidiana che si afferma, che è la storia di tutti e che che coinvolge tutti quanti. Quindi forse questa è veramente l'arma vincente del successo di questo film. A te la parola, Sì, raccontaci. per me era veramente importantissimo normalizzare queste specialità, queste pratiche che sono appunto le tematiche collegate alla fertilità, procreazione assistita e la transizione di genere, la formazione di genere, perché sono tematiche molto spesso strumentalizzate dalla politica. In questo caso volevo veramente parlare di queste tematiche attraverso storie umane
Quindi i pazienti sono pazienti come altri pazienti che attraversano un ambulatorio medico. Io stesso non attraverso queste due procedure, però volevo che in qualche modo fosse universale il racconto, perché tutti abbiamo avuto un medico, tutti abbiamo desideri e bisogni legati ai nostri corpi, legati alla genitorialità, all'identità. Quindi per me era veramente importante aprire al massimo diciamo, la ricezione di questo messaggio. Quindi Senti, era Gianluca, importante anche la mia posizione. Sì, assolutamente, ed è una posizione che è stata riconosciuta dagli spettatori e anche da chi ha visto il film. Tu racconti anche con grande leggerezza momenti, tensioni, situazioni complesse che avvengono in questo reparto diretto dal professor Bini, ed è un reparto dove tu hai passato tanto tempo e dove c'è stata assolutamente l'accettazione anche del tuo ruolo di narratore e di persona che doveva raccontare ciò che avveniva. sì, abbiamo avuto questo privilegio, questo accesso privilegiato grazie al dottor Bini. Il dottor Bini, grazie a lui, ci ha dato in qualche modo fiducia, è stato un film basato sulla fiducia. I pazienti nei confronti del dottore, il dottore nei nostri confronti, mio e della coautrice Donatella Della Latta, che è un'antropologa che mi ha portato in questo luogo. Quindi su questa fiducia mutua, per una proprietà transitiva, anche il paziente si è fidato di noi e ci ha consegnato generosamente tutta la sua fragilità, la sua intimità, questa intimità universale che ovviamente tutti possiamo corrispondere. Questo è stato veramente grazie all'intervento del dottore, che è una persona veramente atipica, speciale, unica. È E una noi, Gianluca, personalità veramente... vogliamo conoscerlo attraverso il tuo bellissimo trailer, quindi prendo per mano Monia, usciamo dall'FM e continuiamo su Facebook, che ci consente di fare la radiovisione, e quindi adesso Sì, c'è la così musica. scopriremo veramente questo medico, cioè è una missione del medico, sì. musica. Che poi si ha la fortuna, Gianluca, veramente di Sì. capitare con Medici quando è pronto il Sì, trailer. sì, è prontissimo, è Dimmelo. prontissimo. Andiamo. Per il transfer di oggi ho un paziente che è la prima viola della Scala, che suonerà per i nostri embrioni. Tengo io le briglie perché lei non ha una percezione giusta del suo corpo. Lo so che lei ha una svalutazione dei suoi cromosomi, ma non deve, ci deve pensare su un po'. Matura tutte e due? Ma che meraviglia, proprio bravissimo sono stato. Lei sta benissimo così. Come tutti i medici non facciamo quello che i pazienti vogliono, facciamo quello che pensiamo giusto. Benissimissimo. Salutare madre, salutare padre. Che giornatina, eh? Certe volte in sanità le cose sono giuste e devi forzare perché siano legali, ma sono giuste per quel paziente, capisci? Perché non ci può stare la legislazione dietro alla varietà umana. E infatti mi chiedevo, Jen sta per... Gen è un suffisso, diciamo, che si usa per tanti termini che sono le tematiche del film, quindi abbiamo voluto raccontare quello che il titolo è una radice, come questo film racconta di riproduzione, nascita e rinascita. Anche nel titolo esiste questa dimensione della nascita di parole che sono le tematiche del film, quindi generazione, geni, genitore, Genitori, gente. genitrice. C'è anche genocidio anche, perché nel film si racconta anche certo. questa cosa qui, quindi era proprio perfetto per riassumere l'essenza del film. Senti Gianluca, adesso rientriamo in FM e quindi ti rifarò questa domanda. A noi piace molto conoscere la genesi di un film, quindi tutta la parte che sta dietro la scrittura, come nasce l'idea,
quanti stimoli ti sono arrivati prima di approdare al piano di lavorazione e quindi alle riprese, domande che domani ti faranno gli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia. Ma rientriamo in FM e ti faccio questa domanda. Ed eccoci nuovamente in FM, abbiamo in collegamento il regista Gianluca Matarresa, abbiamo già visto il trailer del film Gen. Gen sta per tante parole, come il film, come tematica è la nascita, rinascita, l'origine. Abbiamo voluto usare un suffisso che è origine di tante parole che sono tematiche, quindi dà vita a molte parole. Genesi. Ma c'è un trattino basso accanto a Gen. Che vuol dire, Gianluca? È il trattino basso. Perché suffisso. Aspetta, ti stiamo perdendo. Sì. Se ti fermi, perché lì l'aeroporto è sempre un crocevia di... Adesso siamo in Eccoti, fermati, non camminare perché il segnale si perde. No, il trattino basso di Gen è solo una pura curiosità tecnica. Sì, perché è un suffisso di molte parole, quindi come nel dizionari, quando si cercano i suffissi hanno questo tipo di trattino che poi genera tante parole. Genesi, geni, genitore. Spettatore, dopo aver visto il film, la possibilità di aggiungere una parolina a Gen, no Gianluca? Mi sembra una cosa molto bella questa. La tua domanda che sì, assolutamente. Senti, com'è nata questa? Ti teniamo ancora un paio di minuti e poi ti lasciamo prendere il volo. Com'è nata questa idea? Sicuramente hai raccolto tante testimonianze prima di approdare al film. Sì, ne raccolte un centinaio di pazienti, sono circa 140 ore di girato su un anno di riprese. E, in pratica ho avuto l'idea, io dico sempre che il cinema e il film per me sono incontri. Questo è stato un vero incontro che è avvenuto grazie al tramite di una cara amica che è professoressa all'Università di Roma, John Cabot University, e lei è antropologa, stava scrivendo un libro che tuttora sta finalizzando sulla storia sociale e l'economia politica dell'ormone nelle pratiche della transizione, della formazione di genere e fertilità in vitro. Cercava un luogo in cui andare a esplorare, osservare queste tematiche, questi percorsi, e il suo ginecologo le consiglia questa persona unica che è Bini, che è l'unico, diciamo, molto raro avere queste due specialità unite in una. E conoscendo il mio cinema, il modo che ho di lavorare, di procedere all'osservazione, mi dice: vieni con me perché secondo me qua c'è materia per un film. Dopo il primo giorno, prima mezza giornata, io avevo un lungometraggio, sono tornato a casa e ho detto... Avevi già 60 ore di girato. Invaso da questo fiume di umanità, e subito ho capito anche, diciamo, la prospettiva, il punto di vista del film, dove mi sarei collocato. Volevo raccontare veramente, stare al bordo di questo luogo che è uno spazio sicuro, quello in cui il paziente e il dottore hanno questo incontro umano, questo scambio. È un film sull'accompagnamento medico, quindi ho capito subito quale fosse il mio posto in quell'ambulatorio. È stato veramente una rivelazione, è un personaggio davvero che ti travolge, di una grande umanità, e il medico che vorremmo tutti avere. Ecco, e infatti di questo vorrei parlare. Musica. Beh, siamo sulla stessa linea d'onda. Questo Bini lo vorremmo tutti per amico, perché ce lo hai umanizzato nelle tue immagini. E non è, ed è anche una grande fortuna. Quindi io penso che anche questo film dia la possibilità anche di, ad ampio spettro, veramente di conoscere, di sapere, perché c'è, e sappiamo benissimo, veramente una situazione drammatica anche di coppie che, capitate male, non riescono a portare a termine anche le proprie gravidanze. Quindi, certo. Qual è la missione di questo film per te? Per me la missione di questo film è dare, diciamo, anche un po' di speranza verso quello che è l'accompagnamento medico, il dottore, il servizio pubblico. In generale siamo sempre, ci raccontano sempre, siamo abituati a parlarne in maniera anche molto critica di questo mondo. Invece io vorrei che la gente uscisse con un po' di fiducia rispetto anche al medico, in qualche modo, perché è raro veramente, e esistono medici così, esiste un servizio pubblico, come la prova questo film,
che in qualche modo accompagna l'individuo e lo accompagna veramente e bene, come vorremmo tutti essere accompagnati. Quindi per me questo è il messaggio, un messaggio anche politico. Certo. E soprattutto, ecco, Bellissimo. ho sentito un dottore, un medico che comunque è anche imbrigliato da certe legislazioni, certe leggi che Sì. non possono collimare con la sensibilità, con l'empatia dei pazienti, perché a volte bisogna dare quel senso di cioè personalizzare le cure per i propri pazienti, e qui deve intervenire non l'autorità, ma l'autoritarismo proprio di e la coscienza di un proprio medico che ha la capacità di andare oltre, come mi sembra che stia facendo questo medico. Sì, lui lo dice sempre che deve in qualche modo anche equilibrare i desideri dei pazienti, perché spesso possono arrivare non avendo conoscenza e consapevolezza anche rispetto alle questioni mediche, cioè prendere ormoni tutta la vita non è uno scherzo, No. è qualcosa di molto invasivo per il corpo, quindi bisogna poterlo fare per tutta la vita, ogni mese a prendere ormoni. E bisogna vedere se siamo adatti dal punto di vista medico. Lui, diciamo, anche coppie che arrivano con desideri sulla maternità e la paternità, non è tutto possibile se non sferiamo l'eugenetica a volte. Quindi lui è anche lì con questa responsabilità a equilibrare quello che è possibile, quello che è giusto per il paziente, che non è spesso quello che è legale per il paziente. Questo è un altro discorso, questa è la sua responsabilità a dover andare a in qualche modo cercare i modi per rendere quello che non è legale e poter realizzare il desiderio e il bisogno del paziente. Gianluca, se hai ancora 2 minuti, noi mandiamo 30 secondi di pubblicità perché volevamo intanto fare i ringraziamenti al Queer, Andrea Inzerillo e Trio Fidora, che ci hanno permesso anche questo ponte, e poi parlare anche di ovviamente in linee generali di questo tuo lavoro di adesso. Ok, intanto vado a sedermi, Va bene. così sarò seduto. 5 secondi e diamo la pubblicità. La voce della tua città. Eccoci. Monia, è stato bello fare questo viaggio tra la genetica, il gender, transgender, che questo ovviamente è azzeccatissimo, complimenti davvero Gianluca. E poi io conosco bene Andrea Inzerillo, il direttore artistico del Sicilia Queer Festival. Lui è sempre molto attento nella selezione dei suoi lavori. Il festival, che ricordo, sarà dal 23 al 31 maggio a Palermo, e quindi questa è un'anteprima della 15ª edizione. Prima di lasciarti, Gianluca, so che stai lavorando a un film dal titolo Il quieto vivere, che è prodotto da Donatella Palermo e che racconta delle faide familiari calabresi. Insomma, ti stai buttando in un mondo davvero molto complesso, Gianluca, un po' un ritorno alle tue origini. È stato in pratica un ritorno alla mia terra, che è quella di mia madre, Esatto. e ho seguito, diciamo, per un tot di tempo delle cugine, una cugina che in pratica ha una faida in corso molto molto violenta con la sua cognata, e vivono nello stesso edificio, e diciamo che mia mamma, le sue zie e le sue sorelle vogliono fare un processo di pace, un film di donne sulle donne del sud, ma che, diciamoci, è un gioco familiare, ci divertiamo con lo stereotipo, con il cliché, per sovvertirlo, ed è un film divertente e amaro allo stesso tempo. Si parla anche di sud, il sud non sempre nello stesso modo, con, diciamo, il degrado, con le difficoltà, ma anche con qualcosa che è moderno ed è la modernità a confronto alla tradizione, che è quella che è incarnata dalle mie zie. No, rispondimi solo, siamo in mi montaggio. stai intervistando entrambe, quindi stai raccontando entrambe le parti. Sì, in pratica entrambe le parti Quindi non sono sei un interviste, arbitro, veramente. Esatto, perché io attraverso mia mamma, che diciamo mi rappresenta nel È la tua musa. film, famiglia, esatto, ma in maniera proprio teatrale, cioè noi abbiamo costruito un set intorno ai personaggi reali, quindi non ci sono interviste, ma è proprio un gioco di anche reenactment a volte delle No, di guerra. interessante, sì, perché si trova proprio quasi vicino all'ingresso dell'aereo. No, che faccia super partes in questo. Siamo tra poco in FM, pochi secondi. Rientriamo e ti salutiamo.
E prima di salutare Gianluca Matarrese ricordiamo il film da regista Gen, un film italiano soprattutto, che è un documentario che apre veramente le porte alla conoscenza, alla preoccupazione che può essere mitigata solo scegliendo. Avevo anche la fortuna di incontrare dei medici di grande qualità che oltre ad avere il senso dell'etica hanno anche la creatività e anche l'ardire di poter scegliere, di poter aiutare i pazienti a scegliere nel miglior modo. Gianluca, sei in questo un messaggero, perché comunque il film aiuta e apre veramente la mente a tante persone. Lo ricordiamo, il film è stasera alle 20:30 al Cinema de Seta per la 15ª edizione del Sicilia Queer Film Fest. Gianluca, noi ti salutiamo, non vediamo l'ora di vedere questo tuo lavoro stasera, ma soprattutto quello che stai probabilmente concludendo nella tua Calabria con il coinvolgimento della tua mamma, e quindi quando vorrai e sarà pronto Open Day Cinema sarà una tua vetrina, fanne pure uso. Con piacere, io ringrazio, arrivando, sono proprio alla porta dell'aereo, quindi Sì. Esatto. se non c'è, Infatti, ti salutiamo. se non c'è aereo stiamo arrivando. Ok. Ciao Gianluca, a stasera. Ciao caro. Ciao, a stasera, grazie, ciao. Ciao, ciao. Vabbè.